Pronte allo scontro frontale, decise più che mai le associazioni dei consumatori che operano nel territorio agrigentino. L'offensiva contro Girgenti Acque è partita ieri sera a distanza di poche ore dalla conferenza stampa mattutina dei vertici della società, con in testa il presidente Marco Campione. Le sigle a difesa degli utenti hanno risposto anch'esse con una conferenza stampa, rilanciando le loro rivendicazioni, sintetizzate in un documento che sarà oggetto di una petizione popolare. Perché intendiamo richiedere la modifica del regolamento d'utenza. Questa modifica non può che riguardare questi 5 punti che intendo immediatamente elencare: l'eliminazione del distacco della fornitura, l'introduzione dell'erogazione minima di fornitura anche per gli utenti morosi per necessità, l'eliminazione della quota fissa, l'eliminazione del canone di depurazione in assenza del servizio e l'eliminazione della illegittima e vessatoria dichiarazione di responsabilità solidale. Girgenti Acque sul banco degli imputati, certamente tuonano le associazioni dei consumatori, ma non solo, e puntano l'indice contro l'ATO idrico. Ci saremmo aspettati un'azione più incisiva dell'ATO, che di tanto in tanto commini una sanzione amministrativa perché Girgenti Acque ha sbagliato, ha commesso degli errori. Non basta, è necessario da parte dell'ATO apporre dei correttivi nella gestione. Mi spiego meglio: i distacchi per morosità agiscono in modo indiscriminato. Quando oggi il presidente Campione dice che in realtà passa un anno prima che staccano l'acqua, scusatemi, ma il problema è la tempistica: o 2 mesi o 4 mesi o un anno prima del distacco non va a cambiare la sostanza. Un bene essenziale, stiamo parlando di un bene essenziale, l'acqua non va staccata. E l'ADOC, per bocca di Livio Soterasardo, stringe l'obiettivo su un'altra criticità che va ad investire una specifica platea di utenti. L'ATO idrico nella delibera del giugno 2012 ha immesso una sorta di patrimoniale nei confronti delle seconde case, cioè chi ha la seconda casa a San Leone, quindi nel periodo estivo si sposta a San Leone, paga l'acqua a San Leone il 150% come minimo, il 150% in più che non ad Agrigento, cioè è una cosa insostenibile sicuramente. La battaglia questa volta non si fermerà, assicurano i rappresentanti delle associazioni, che lanciano un nuovo appello al prefetto di Agrigento. Credo che in un tavolo tecnico, in un tavolo di concertazione non possono mancare le associazioni dei consumatori che rappresentano la città e la provincia di Agrigento. E in un contesto certamente denso di falle, cosa fa la politica? Cosa fanno le istituzioni? Hanno delle responsabilità? Io credo che la politica sia assente nel ruolo di Girgenti Acque che gestisce tutto ciò che sta gestendo, che la politica è stata presente solo all'inizio e che poi in effetti non è stata di controllo perché il servizio venisse erogato in maniera decorosa e giusta rispetto al diritto dell'utente di avere un servizio e di avere un minor costo.